Epicentro a Treviso la denuncia di una studentessa aggredita nel pomeriggio in Calmaggiore da una sconosciuta incrociata per strada che l'ha presa a schiaffi e pugni. L'intervento è della polizia locale. Prezzi alle stelle, Treviso tra le città più care d'Italia. Spese sanitarie e alimentari crescono molto più della media. Non dobbiamo diventare una città elitaria, commenta il sindaco Mario Conte. Mobilitazione da ieri sera verso l'Emilia-Romagna alluvionata per i vigili del fuoco trevigiani. Sono tornati a distanza di un anno negli stessi luoghi colpiti dal disastro del 2023. Il mio amico non avrebbe mai assunto cocaina volontariamente, a dirlo è un amico di Alex Marangon, mentre la mamma aggiunge: ci risulta che il decesso sia avvenuto per i colpi ricevuti. La tragedia di Massimo Feletto, l'uomo investito da un pirata della strada 2 mesi fa ad Ormelle, torna ad appellarsi alle coscienze. Il suo datore di lavoro, il direttore di Casa Vittoria, chissà si faccia avanti. Commozione nel pomeriggio a Cittadella per i funerali di Helen Comin, morta per un infarto a 5 giorni dal ricovero per un intervento di chirurgia estetica in una clinica privata di Castelfranco. Sabrina Salerno, operata al Caponcello di Treviso per rimuovere un nodulo maligno al seno. Parla il direttore generale Benazzi, grazie per il messaggio che ha mandato, la prevenzione salva la vita. Malgrado la cattura della lupa a Cima d'Olmo, gli avvistamenti lungo il Piave continuano. In un video il doppio passaggio lungo il fiume, a vedore di 2 esemplari, il sindaco raccomanda prudenza. Buonasera, il telegiornale di Treviso in apertura. C'è l'ultimo caso di cronaca che ci porta direttamente in centro storico, lungo il Calmaggiore, a 2 passi da Piazza dei Signori, dove nel tardo pomeriggio stavano passeggiando 2 ragazze, ma ad un certo punto una di loro è stata brutalmente aggredita da un'altra donna. I particolari di quanto accaduto ce li racconta Christian Arboit, che si trova sul posto. Buonasera Christian. Buonasera Anna, a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3, anche da parte di Nicola Marcato che sta curando la parte tecnica. Dicevi bene, queste 2 ragazze studentesse ventenni stavano passeggiando qui in Piazza dei Signori lungo Calmaggiore quando sono state avvicinate da una donna poco più che trentenne, pare di nazionalità italiana, che ha sferrato un pugno in piena faccia a una delle 2, uno schiaffo potentissimo, sono stati strappati, pensa Anna, anche dei capelli, quindi veramente uno schiaffo forte, fortissimo. Siamo stati in grado anche di intercettare l'amica della vittima, fra poco la sentirete, ma questo episodio non è passato inosservato. Entro nel negozio della signora Silvia, il negozio della Chelemata. Signora Silvia, lei che cosa ha visto oggi pomeriggio alle 5 più o meno? Più o meno sì, ma non ho visto un granché sinceramente. Mi sono accorta che è arrivata la polizia sia locale che di Stato e hanno atterrato una ragazza e le hanno ammanettato i polsi e l'hanno fatta alzare, l'hanno fatta alzare e lei scalciava, dava il calcio ai poliziotti, quindi erano 5 o 6 che la tenevano ferma, hanno avuto difficoltà anche ad inserirla nella vettura di servizio. E poi li ho visti partire. C'erano tanti curiosi, però non ho visto il fatto di per sé, ho visto solo questa confusione. Lei ha visto le conseguenze, diciamo così, questa ragazza che era in escandescenza sostanzialmente? Assolutamente fuori controllo. Con la maglia alzata, cercava di dare i calci ai poliziotti che le hanno abbassato la testa per poterla con difficoltà inserire nell'auto di servizio. Allora Anna, se sei d'accordo, ti farei sentire la testimonianza dell'amica della vittima. L'abbiamo intercettata pochi minuti fa con Nicola Marcato, era appena uscita dal comando di via Castello d'Amore per formalizzare la denuncia e stavano decidendo proprio in questi minuti se rivolgersi alle cure del pronto soccorso. Per il momento manteniamo l'anonimato delle 2 ragazze. Sentite cosa ci ha detto l'amica della vittima. Siamo con una delle 2 ragazze coinvolte nel fatto di oggi pomeriggio. Innanzitutto come state? Ora meglio, però ovviamente abbiamo preso molta paura perché non ci aspettavamo una cosa del genere. Noi stavamo camminando tranquillamente per il centro e è successa questa cosa. Quindi cos'è successo? Ci puoi raccontare? Praticamente stavamo camminando in zona Calmaggiore e si è avvicinata sotto un tratto una ragazza
molto arrabbiata, di corsa si è avvicinata verso di noi e senza alcun motivo, perché non era successo niente, non la conoscevamo mai vista, e ha tirato a me sembrava un pugno inizialmente, in realtà per fortuna mia amica non si è fatta niente, era un forte schiaffo, sì, gli ha strappato anche i capelli, però la mia amica non ha avuto niente di grave, solo un po' di mal di testa per fortuna, e poi appunto abbiamo contattato la polizia locale che era nelle vicinanze e dopodiché l'hanno presa, e però appunto sì, ha tirato calci e pugni agli agenti. Ecco, quindi voi non la conoscevate questa No, ragazza, no. questa donna? No, assolutamente no. Ecco, immagino il vostro shock, che siate un po' scosse per quello che è accaduto. Sì, sicuramente non ci aspettavamo una cosa del genere, quindi E un po' quindi turbati. questo è un po' turbato, immagino. Questo Sì. in che zona di Calmaggiore? All'altezza di quale negozio? Praticamente in Piazza dei Signori, vicino c'è una pizzeria da Pino e nei negozi che ci sono lì nel portico. Quindi immagino che tanti abbiano visto la scena, insomma. Sì, c'era un po' di gente che stava guardando. Sì. Ecco, e quindi parte di questa scena è stata vista anche dalla signora Silvia, no? Che poco fa ci raccontava appunto delle sequenze finali dell'identificazione e dell'arresto di questa ragazza esagitata. Se io le chiedessi, signora Silvia, lei si sente al sicuro? Non molto perché, come le accennavo poco fa, sono stata pedinata una sera e ho avuto veramente paura. Quando? La settimana scorsa ho dovuto rivolgermi a un gentilissimo ragazzo che mi ha aiutato e accompagnato, controllato che questo pedinatore, che non aveva un bell'aspetto, cambiasse strada, e io sono stata per qualche giorno con l'ansia che mi avesse visto, con l'idea che mi avesse visto uscire dal negozio e che si ripresentasse. Non l'ho più visto, Però ho avuto molta paura, insomma, però l'aspetto positivo è che questo ragazzo... Assolutamente, se vede questa trasmissione lo ringrazio ancora perché mi ha dato veramente una grande mano. E l'episodio di oggi come lo commenti? No comment. Grazie signora Silvia del negozio, grazie davvero del negozio Kelemata qui in centro. Nicola, chiudiamo da qui il nostro collegamento dal luogo dell'aggressione. Siamo nel salotto buono di Treviso, davanti appunto Pino, pizzeria storica. Anche la ragazza che avete sentito poco fa ha fatto riferimento proprio a questo luogo, il luogo di questa ennesima aggressione. Per il momento è tutto. Anna, con Nicola Marcato ti restituisco la linea da Piazza dei Signori. Grazie Cristian Arboito. Non mancheremo ovviamente di fare un passaggio anche con il primo cittadino Mario Conte, che oggi abbiamo interpellato su un altro tema, quello dei prezzi che sono alle stelle a Treviso, e così il primo cittadino ha detto: non dobbiamo diventare una città elitaria, la polizia locale sta facendo i controlli, c'è un osservatorio sui prezzi. Vediamo. Noi lavoriamo perché Treviso sia una città per tutti. Questi indicatori devono far riflettere, devono far anche analizzare i dati economici e dell'inflazione, perché rischiamo di diventare una città elitaria, cosa che noi non vogliamo in alcun modo. Qualità della vita, però qualità della vita per tutti. Il capoluogo della Marca non può e non deve diventare una città esclusiva. Questo è l'impegno del primo cittadino nelle ore in cui l'Unione Nazionale Consumatori, elaborando dati Istat, mette Treviso tra le città più care d'Italia, quinto posto assoluto, ovvero più 1,7% di inflazione tra agosto 2023 e agosto 2024, il che significa in termini assoluti un esborso medio suppletivo di 437 euro, 620 per una famiglia di 4 persone. Nel 2022, per intendersi, la stessa ricerca vedeva Treviso al 36esimo posto. A crescere di più le spese per generi alimentari e quelle sanitarie. Le prime segnano un più 1,6%, le seconde addirittura un 3,7%, quasi doppiando il dato nazionale e veneto. Insomma, le voci maggiormente delicate, quelle che riguardano la pelle viva delle famiglie, eppure il Comune, nei casi più gravi, corre ai ripari. Noi abbiamo anche un nucleo di polizia commerciale che tiene monitorato proprio l'andamento dei prezzi
per evitare che ci siano speculazioni che vadano oltre i parametri previsti dalla norma. Poi è ovvio che in quelle zone del paese dove i redditi sono considerati un po' più alti forse si tende ad aumentare un po' anche i costi della vita, però questo non deve far sì che Treviso diventi irraggiungibile o soprattutto invivibile, soprattutto per le fasce di popolazione quelle più basse. Polizia locale in assetto antispeculazione quindi, ma è chiaro che per frenare i prezzi serve l'aiuto di tutti, soprattutto per quanto riguarda il capitolo delle spese essenziali. Sicuramente andare anche a fare la spesa solo degli alimentari è aumentato un po' tutto, si parla anche della pasta che magari una volta costava molto meno ma adesso è aumentata rispetto a prima. Non aumentano gli stipendi e aumenta tutto il resto, il rincaro della vita. Costa sempre di più, è veramente anche cara la città. Devo dire ultimamente questa cosa si nota un po' di più, non lo so, cioè magari la gente cercano un po' di sfruttare anche dopo il Covid, diciamo. Noi abbiamo girato, siamo in ferie e notiamo che Treviso è un po' più cara del resto delle città che abbiamo visitato, quello sì. Ho constatato che prezzi aumentati, qualità molto molto bassa. Quindi anche proprio per alimentazione, quindi dicono di mangiare bene, di fare, però a un certo punto uno o fa una cosa o fa l'altra, quindi non è possibile conciliare questo e quello. Chi ha bambini come me, chi ha ragazzini cerca sempre di dare il meglio, però è difficile. La mobilitazione per aiutare l'Emilia-Romagna, parliamo del maltempo ovviamente, siamo al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso, sono partiti da tutto il Veneto i pompieri, questa mattina il sottosegretario agli interni era proprio a Treviso, vediamo. Stanno lavorando nella città di Forlì e stanno portando soccorso alle persone, proprio nel senso che stanno portando le persone fuori dalle loro case sulle strade allagate con l'ausilio delle imbarcazioni. Sono tornati negli stessi luoghi che li hanno visti operativi nel maggio dello scorso anno con la stessa missione. Sono i pompieri di Treviso partiti nella notte con la colonna veneta dei Vigili del Fuoco verso l'Emilia-Romagna. C'è stato l'ordine a partire questa notte, intorno alla mezzanotte, di tre moduli di soccorso specializzati appunto nel soccorso acquatico. Ogni modulo è costituito da 9 persone e quindi un totale di 27 persone dalla regione Veneto. Personale specializzato in operazioni di salvataggio in acqua che una settimana fa era operativo a Nervesa, ennesimo segnale di come anche i Vigili del Fuoco si stiano adattando ad affrontare i disastri del clima che cambia. Una bomba d'acqua nel giro di mezz'ora, un'ora, ha interessato un'area relativamente piccola nella zona di Nervesa, Basso Montello e ci ha visti impegnati in 24 ore con 130-150 interventi di soccorso. Operazione ricordata dal comandante provinciale nel corso della visita del sottosegretario all'interno Emanuele Prisco, che ha confermato l'impegno del governo a rafforzare il corpo dei Vigili del Fuoco. Facendo un investimento e un potenziamento di oltre 1.800 uomini, abbiamo dato via la più grande sostituzione di mezzi, oltre 4.000 in tutta Italia che si stanno consegnando già da questi mesi, mezzi di ogni tipo. Stiamo facendo una ricognizione, un importante investimento sulle sedi per dare sedi sempre più accoglienti ma che diventino anche centro, come in questo caso, di riferimento del soccorso pubblico per tutti gli attori del settore nel momento di necessità. Una visita breve per permettere al viceministro e al capo del Corpo Nazionale di volare a Foggia per i funerali del pompiere Antonio Ciccorelli, travolto dalle acque di un torrente mentre prestava soccorso a 2 donne e che oggi Treviso ha ricordato così. Ricordo il collega Antonio Ciccorelli, praticamente scomparso nell'avvenimento del proprio torrente. Comandante nazionale dei Vigili del Fuoco che ha confermato la presenza ad oltranza dei nostri pompieri in Emilia-Romagna. Purtroppo le zone sono quelle colpite per la terza volta nel giro di 1 anno e mezzo, ma noi ci siamo e fino a quando ci sarà necessità rimaniamo sul territorio.
Vi facciamo vedere queste immagini che invece arrivano dalla protezione civile della Marca. Sono i nostri partiti da Montebelluna e da Crespano che stanno portando aiuto in Emilia Romagna. Sono tutti in stato di allerta, quindi possibile chiamate anche nei prossimi giorni per partire e dare una mano. Queste sono le immagini che arrivano dal coordinatore di Treviso, Riccardo Mastronicola. Il mio amico non avrebbe mai assunto cocaina volontariamente. Torniamo ad occuparci del caso di Alex Marangoni, il giallo di Vidor. Ci sono le dichiarazioni di un amico e della mamma di Alex all'indomani dell'esito degli esami tossicologici e di aver saputo che sono state trovate tracce di cocaina. Siamo sicuri che Alex non ne facesse uso, potrebbe essere che gliel'abbiano messa nell'ayahuasca. Sarà interessante vedere l'esame del capello anche sugli altri partecipanti. Sono le dichiarazioni di Sabrina, mamma di Alex Marangon, all'indomani della rivelazione emersa dagli esami tossicologici che avrebbero riscontrato la presenza di cocaina nel sangue del 25enne di Marcon, morto a Vidor. La donna, ancor più provata, contattata telefonicamente, non se l'è sentita di parlare al microfono, ma di rilasciare appunto queste dichiarazioni, aggiungendo: in ogni caso non ci risulta che il decesso sia dovuto a sostanze stupefacenti, ma dai colpi ricevuti. C'è poi un messaggio arrivato da un amico di Alex. Era il primo a disprezzare la cocaina, si legge. Addirittura se avesse saputo che uno dei suoi amici ne faceva uso si sarebbe di certo arrabbiato e l'incoerenza continua non faceva parte di lui. Se c'è una cosa di cui sono sicuro, conclude, è che il mio amico non abbia mai assunto cocaina volontariamente. Intanto la Procura di Treviso resta ferma sull'ipotesi di omicidio volontario. Nessuna modifica o integrazione al momento, che potrebbe avvenire solo dopo gli esiti definitivi degli esami tossicologici. La tragedia di Massimo Feletto, l'uomo investito da una pirata della strada 2 mesi fa. Siamo ad Ormelle, tornano ad appellarsi alle coscienze. Il suo datore di lavoro, chissà si faccia avanti, dice Andrea Serra, direttore di Casa Vittoria. Noi non sappiamo se sia stata una o più persone, però l'appello è sempre quello, di costituirsi per poter fare giustizia a Massimo. Nel lavoro c'è la ricerca di Massimo, c'è la ricerca della presenza e la voglia di giustizia anche da parte dei clienti, degli avventori che appunto hanno seguito la storia. A 2 mesi dalla tragedia continua ad appellarsi alle coscienze dei singoli Andrea Serra, direttore di Casa Vittoria San Polo di Piave, struttura inclusiva dove Massimo Feletto lavorava da anni con passione e con quel sorriso che ancora oggi tutti ricordano. Feletto, 50 anni, era stato investito da una Fiat Punto grigia la sera del 14 luglio scorso, mentre con la badante stava passeggiando poco distante da casa a Tempio di Ormelle. L'auto però, dopo lo scontro fatale, non si era fermata. Settimane di investigazioni con le telecamere della zona passata a Setaccio avevano portato all'iscrizione di 2 soggetti nel registro degli indagati. Un giostraio di Oderzo in particolare risulta proprietario dell'auto, che però in un primo blitz non è stata trovata. Agli inquirenti lo Pitergino, già noto alle cronache per furti, ha riferito di aver ceduto la Punto a una donna. Un secondo uomo di Orsago è indagato invece per favoreggiamento, un vero e proprio rompicapo, con le indagini che proseguono nel più stretto riservo, mentre a Casa Vittoria, tra i colleghi e amici di Massimo, è stato intrapreso un cammino per elaborare la perdita. Per noi è stato un percorso in questi mesi abbastanza difficile anche con i nostri ragazzi nel fargli capire l'accaduto e nel spiegargli quello che era capitato a Massimo, perché comunque la richiesta tutti i giorni: ma Massimo non viene, Massimo dov'è, Massimo non c'è. Il vuoto, la voglia di giustizia, ma a Casa Vittoria, dove Massimo era davvero uno di famiglia, c'è anche una piccola, grande certezza. È una presenza che comunque c'è, vive ancora e vivrà con noi. Un incontro per elaborare la tragedia, quello offerto questa sera dal comune di Miane a tutti i cittadini che vi vorranno partecipare per elaborare quanto accaduto alla 45enne che si è tolta la vita tenendo tra le braccia la figlia di soli 3 anni. L'amministrazione comunale ha invitato a questo incontro tutti i genitori con una professionista che in modo totalmente gratuito ha accolto la richiesta per dare il giusto supporto e i suggerimenti su come affrontare in famiglia il delicato argomento.
Sabato invece ricordiamo che si svolgeranno alle 14:30 i funerali di mamma e figlia. Siamo a Resana e Cornuda, in lutto invece per la morte di Rashid Falti e Silvia Manera. Nei due paesi la tragedia ha lasciato increduli e sgomenti amici e conoscenti delle vittime. L'incidente mortale avvenuto ieri mattina intorno alle 6:30 non ha lasciato scampo ai due mentre percorrevano via Guerrino Soligo a Campo San Biero a bordo di una Volkswagen Polo quando l'auto è uscita di strada, finendo in un canale di scolo e schiantandosi contro un muretto di cemento. Nell'impatto hanno perso la vita il 43enne di origine marocchina residente a Cornuda e la 46enne di Resana. La data dei funerali è ancora da stabilire. E poi c'è la tragica fine di Cheikh Tidiane Bans, 18enne appena un mese fa sulla Ponte Bana. Lo ricorderete, la procura dispone una perizia cinematica per fugare ogni dubbio. La tragedia, questa è la domanda, era davvero inevitabile? Non è affatto chiuso il caso di Cheikh Tidiane Bance, il 18enne morto il 18 agosto scorso lungo la Ponte Bana a Nervesa della Battaglia. La procura trevigiana ha infatti deciso che sulla dinamica di quella tragedia si dovrà effettuare una perizia cinematica in grado di fugare ogni dubbio. L'incarico sarà affidato nei prossimi giorni a un perito con lo scopo di capire se l'investimento del ragazzo da parte dell'autocondotta da un'infermiera 48enne fosse evitabile o meno. Tutto ruota attorno a questo. La stessa donna che fin dall'inizio ha parlato di una manovra d'emergenza risulta ancora formalmente indagata per omicidio stradale, anche se la sua posizione dopo il primo interrogatorio si era immediatamente alleggerita. Insomma, una tragica fatalità, considerato che il 18enne, vestito con abiti scuri, probabilmente era già disteso a terra sul ciglio della strada in preda a una forte alterazione alcolica. Non si esclude nemmeno possa essersi addormentato. La versione della donna appare attendibile. Il suo telefonino non avrebbe registrato attività né accessi nei minuti dell'incidente, un dettaglio che in questa fase ha avuto un suo peso specifico. Chiaro però che di fronte alla tragica fine di un ragazzo la procura non voglia lasciare nulla di intentato. Da qui la perizia cinematica, dal suo esito dipenderà l'archiviazione del caso. C'è un nuovo avvistamento di lupi, questa volta siamo a Vidor. Nella notte tra il 17 e il 18 settembre 2 esemplari, li vedete in queste immagini, sono stati ripresi da una telecamera in un'area vicina al fiume Piave. Eccoli appunto fotografati dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il sindaco Mario Bailo ha immediatamente diramato una nota per informare la cittadinanza ed ha esortato i cittadini a mantenere la calma e a seguire alcune semplici precauzioni, come ad esempio quella di tenere gli animali al guinzaglio ed evitare di dare ai lupi, se avvistati, degli alimenti. Questo avvistamento arriva a pochi giorni dopo la cattura di una lupa a Cimadolmo, avvenuta grazie all'intervento della Polizia Provinciale e dei Carabinieri Forestali. C'è una nuova denuncia per diffamazione da parte dell'associazione Alt Velox nei confronti del sindaco di Treviso, che oggi ha risposto e ha detto: sono pronto ad andare davanti al giudice. C'è qualcuno che sta lavorando con l'obiettivo di poter sfrecciare in tutte le strade senza rispettare i limiti e mettendo a repentaglio della vita, e questa è l'associazione che continua a denunciarmi per la seconda volta. Non mi fa né caldo né freddo. Io continuo a stare dalla parte della sicurezza della comunità e dalla parte delle associazioni vittime della strada, tant'è che continuo a mantenere accesi gli autovelox, perché sono uno strumento di regolazione della velocità che mette in sicurezza la comunità. Chi rispetta i limiti la multa non la prende. Se qualcuno invece si pone come obiettivo quello di poter sfrecciare a 200 km all'ora nella tangenziale di Treviso, ecco, ha sbagliato comune. Può procedere con tutte le denunce e le querele che vuole, francamente non mi interessa. Sono pronto ad andare davanti a un giudice a spiegare che gli autovelox li tengo accesi perché ho a cuore la sicurezza della mia comunità e perché sto apertamente e dichiaratamente dalla parte delle associazioni vittime della strada. La vicenda di Elena Comin, la donna morta nel reparto di rianimazione di Castelfranco, dove era stata portata dopo l'intervento chirurgico al seno in una clinica privata della zona. Come sapete, nel registro degli indagati sono finiti il chirurgo che l'ha operata, titolare tra l'altro della struttura, e il medico anestesista che si è occupato della sedazione. Presto sarà effettuato un incidente probatorio e la parola passerà ai periti, che avranno il compito di capire che cosa possa essere successo dal punto di vista sanitario sia nella fase dell'intervento che in quella post-operatoria, e questo in attesa degli esami istologici. L'autopsia infatti non ha rilevato anomalie evidenti.
E con le immagini ora siamo a Pozzetto di Cittadella, dove nel pomeriggio sono stati celebrati i funerali di Helen. La bara bianca, bordata di rosso con la salma di Helen Comin, è entrata nella chiesa di Pozzetto di Cittadella accompagnata dal marito Stefano, dai figli Sharon, Eros, Aurora e Anastasia e dai parenti e gli amici. Foltissima la partecipazione, in un silenzio commosso e partecipe, per una morte improvvisa e ancora inspiegabile, su cui solo la magistratura farà chiarezza. Nell'omelia e nelle letture scelte dai familiari, il filo conduttore è stato quello dell'amore, donato in modo gratuito e disinteressato. Questa descrizione dell'amore, della carità, intesa come amore autentico e disinteressato, sembra proprio descrivere la vita, voi che l'avete conosciuta in profondità e nella verità, la vita di Helen, che ha vissuto profondamente il dono della maternità, dell'amore verso i suoi figli, la sua famiglia, le persone che ha incontrato. Il suo amore per chi le stava accanto era proprio un riflesso, potremmo dire, nella fede di quell'amore paziente, benigno e instancabile di cui ci parla oggi San Paolo, che poi è il riflesso dell'amore di Dio. L'amore come segno e traccia indelebile è quello che Helen, oggi non più presente fisicamente, ha lasciato ai suoi cari. Figlia, sorella, sposa, madre e nonna, Helen Comin lascia un vuoto in chi l'ha amata, un'assenza oggi dolorosa e incolmabile, ma segnata da quanto ha seminato nell'arco della sua vita. Sarà sempre presente nel vostro cuore, ogni volta che saprete accogliervi, ogni volta che saprete amarvi gli uni gli altri, ogni volta che vi sosterrete a vicenda nelle difficoltà della vita, ogni volta che vi incoraggerete quando ci sarà bisogno, saprete che state portando avanti il suo insegnamento più grande, che è quello dell'unità della famiglia, che è quello della vostra vita. La salma di Helen Comin è stata tumulata nel cimitero di Cusinati di Rosà. Le offerte raccolte sono state destinate alla comunità Papa Giovanni XXIII. L'elisoccorso di Treviso è intervenuto oggi dopo le 14.30 per una caduta dal tetto in via dell'Industria a Cornuda. Un operaio specializzato di una ditta di Bolzano stava facendo un sopralluogo sul tetto della struttura al civico 53 quando, per cause che sono ancora in fase di accertamento, ha perso l'equilibrio ed è caduto da un'altezza di 4 metri. Immediata la chiamata al 118, l'operaio 25enne è stato portato all'ospedale dove è entrato con un politrauma, ma fortunatamente non in pericolo di vita. Sul posto anche i tecnici Spisal. Ancora la cronaca con questa notizia: hanno rubato 2 smartphone per un valore di 2.600 euro all'interno di Unieuro nel centro commerciale La Castellana di Paese. 2 donne, una 27enne ed una 17enne, sono state bloccate dai carabinieri della compagnia di Montebelluna intervenuti nella flagranza di reato. La 27enne, con precedenti di polizia, è stata arrestata per furto aggravato, poi rimessa in libertà in attesa del processo. La minore è stata denunciata presso la procura per i minorenni di Venezia. I telefoni cellulari sono stati restituiti al personale di Unieuro. Sabrina Salerno, operata con successo all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, il racconto ieri anche attraverso le sue dichiarazioni sui social. Oggi il ringraziamento è arrivato dal direttore Francesco Benazzi. La notizia che Sabrina Salerno è stata operata con successo all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per rimuovere un nodulo maligno al seno ha rapidamente fatto il giro del paese. Innumerevoli messaggi di sostegno anche via social per la showgirl che da tempo vive nel Trevigiano. Dopo l'intervento ha iniziato la degenza post-operatoria. La Salerno dovrà sottoporsi anche ad altre cure, ma nel frattempo il direttore generale dell'ASL 2, Francesco Benazzi, ha voluto ringraziarla per aver sensibilizzato il pubblico su questo tema. Io ringrazio intanto Sabrina Salerno perché ci ha autorizzato, e lo ha fatto, a parlare di prevenzione, a parlare appunto che la prevenzione è fondamentale e che le donne devono assolutamente fare gli screening come gli uomini, che la prevenzione è importante e la prevenzione salva la vita. La nota showgirl aveva colto tutti di sorpresa annunciando nei social di essere stata ricoverata per un intervento al seno a causa di un nodulo maligno. A operazione terminata, nelle sue storie Instagram, Sabrina Salerno ha voluto personalmente aggiornare sulla situazione e tranquillizzare tutti sulla riuscita dell'intervento. Sto bene, l'operazione è andata bene e mi dispiace non poter rispondere a tutti. Ho anche i social che sono andati in tilt, non vedo più i messaggi e quindi però vorrei veramente ringraziarvi di cuore
tutti. Grazie. L'intervento è andato benissimo e quindi questo significa che è fondamentale fare la prevenzione per riuscire a catturare la malattia all'inizio e quindi di conseguenza guarire senza problemi. Ci fermiamo pochi secondi di pubblicità, tra poco. Buonasera, ben ritrovati il telegiornale di Treviso. Ripartiamo dall'appuntamento di sabato 21 settembre in occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer. A Treviso sarà ospitato un evento speciale organizzato dai 18 centri sollievo del distretto ULSS di Treviso. Sarà una giornata speciale per le associazioni, per i volontari, per gli ospiti familiari e tutta la cittadinanza che speriamo accolga con serenità questo invito di avvicinarsi alla problematica e di creare un futuro migliore per le persone che purtroppo soffrono di questa fragilità. Dalle 15.30 alle 18.30 in Piazza Borsa, in occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer, saranno organizzati giochi, canzoni e tante attività insieme agli ospiti dei 18 centri sollievo, ai loro familiari e ai volontari. I centri sollievo del distretto ASL 2 a Treviso sono una realtà fondamentale in grado di dare supporto a 193 persone, di cui 167 affette da Alzheimer e 26 da Parkinson. Nelle strutture di Treviso il 65% degli ospiti sono donne, mentre il 35% sono uomini. Questi centri sono aperti 2 giorni alla settimana per un totale di 1.700 giornate annue e 5.100 ore donate grazie all'impegno di 253 volontari. Nella nostra provincia noi abbiamo l'11,7% ogni 1.000 abitanti di persone che soffrono di demenza. Sono numeri molto elevati e soprattutto l'età si sta abbassando sotto i 50 anni, quindi decisamente è fondamentale e importante individuare le persone per poi in qualche modo prevenire. In questa logica chiaramente i centri di sollievo aiutano. Questo evento rappresenta un'opportunità per conoscere meglio questi centri, scambiare opinioni e idee, capire come far curare i nostri cari e celebrare il prezioso lavoro dei volontari che rendono possibile tutto questo. Gli anziani colpiti da Alzheimer e Parkinson non devono isolarsi. Per loro è fondamentale una incessante stimolazione cognitiva per rallentare il decadimento funzionale e dell'umore. Estremamente importante è ridurre questo isolamento per mettere in atto quelle misure che non dico che non porteranno all'evoluzione di malattia o alle forme più gravi, ma se riescono a rallentare la progressione e a dare un invecchiamento con una miglior qualità di vita è l'obiettivo che ci poniamo. Siamo a Meolo con il caso del campo da calcio parrocchiale negato alla squadra femminile Under 15. Vediamo di cosa si tratta. Campo da calcio negato dalla parrocchia alle giovani atlete dell'Under 15 del calcio Meolo perché la comunità non è pronta, a cosa non si è ancora capito, ma quel che è certo è che la questione sta sollevando un vespaio di polemiche. Il campo è quello di Losson della Battaglia, frazione di Meolo, per il quale la locale società calcistica ha chiesto al parroco l'utilizzo ottenendo risposta negativa. Mi viene da dire inizialmente di sgomberare il campo da ipotesi di chiusura della comunità e discorsi legati alla questione di genere. Assolutamente questo non rappresenta di certo la comunità lossonese o meolese e sono convinto che qui ci sia anche un malinteso con le dichiarazioni che sono state rilasciate dal parroco. Lo stadio a Meolo c'è, ma non ci sono gli spogliatoi e i servizi separati per garantire la privacy delle atlete prima e dopo allenamenti e partite. Il sindaco auspica in una soluzione anche alla luce del notevole interesse che il calcio femminile sta riscuotendo tra le giovani del territorio. Quest'anno è la prima volta nella storia di Meolo che una squadra di calcio femminile si iscrive al campionato e quindi si necessitano determinate strutture per garantire il regolamento e comunque anche giustamente da privacy la gestione anche degli spogliatoi. Dopo il no della parrocchia, l'amministrazione comunale ha trovato comunque una soluzione provvisoria. Ci siamo arrabattati, così, per trovare una soluzione di emergenza che consenta il cambio alle atlete negli spogliatoi del vicino palazzetto dello sport e per poi
farle trasferire in campo sportivo per giocare la partita. Il sindaco, a nome dell'intera comunità, spera che a breve sia possibile trovare una soluzione più adatta e comoda per le ragazze della squadra. Spero però che ci sia nel breve un passo indietro anche da chi ha detto questo no, secondo me troppo alla leggera, che ci ripensi quantomeno. Nel pomeriggio su questa questione è arrivata anche la risposta della diocesi di Treviso. Il parroco Don Roberto Mistrorigo precisa che l'unico motivo del suo diniego del campo parrocchiale è semplicemente la mancanza dei tempi necessari per valutare la domanda e fare tutti i passaggi dovuti prima dell'inizio della stagione, passaggi che devono essere rispettati sia a livello di parrocchia con il coinvolgimento del Consiglio pastorale e del Consiglio per gli affari economici sia con la diocesi. La frase sul fatto che la comunità non fosse pronta si riferisce, precisa Don Roberto, aprendo una porta per il futuro solo ed esclusivamente ai tempi di analisi e di risposta alla richiesta, non certo a preconcetti o a forme di discriminazione nei confronti delle giocatrici che avrebbero usufruito del campo. Siamo alle notizie di Belluno e provincia. E partiamo con le immagini perché rinasce la foresta della Val Visdende rasa al suolo dalla tempesta Vaia grazie alla collaborazione fra pubblico e privato tra giugno 2021 e settembre 2023. Sono stati rimboschiti circa 10 ettari mettendo a dimora oltre 23.000 piantine tra larici, abeti rossi, faggi, aceri e pini silvestri. Un intervento pilota, il primo del suo genere, realizzato in collaborazione tra enti regionali, il Consorzio delle Quattro Regole di San Pietro e Epta Costan, il cui sostegno finanziario cospicuo, 100.000 euro, e la volontà di restituire al territorio quanto ricevuto è stato fondamentale per l'avvio della riforestazione della Val Visdende. 650 gli ettari di bosco distrutti dalla tempesta Vaia, l'area rinnovata è pari a 10 ettari, proprio nell'epicentro degli schianti tra Colcaneva e Costa d'Antola. Tra giugno 2021 e settembre 2023 sono state messe a dimora oltre 23.000 piantine per ricostituire un bosco misto più resistente, ricercando la massima mescolanza delle essenze: larici, abeti rossi, faggi, sorbi degli uccellatori, aceri di monte e pini silvestri. L'obiettivo è quello di ricostituire quel fantastico bosco che c'era in Val Visdende, che ovviamente richiederà parecchi anni, ma insomma è un segnale forte. Io dico sempre: se le aziende crescono con i territori crescono con le aziende. Grazie al rimboschimento Epta Costan in Val Visdende, entro il 2042, secondo i dati elaborati dal Dipartimento TESAF dell'Università di Padova, si potrà raggiungere l'assorbimento di circa 497 tonnellate di carbonio, pari a 1.824 tonnellate di CO2. Ci teniamo appunto che l'azienda restituisca al territorio ciò che di cui gode, diciamo, e quindi questo progetto, come tanti altri nostri progetti, vanno in questo senso, cioè nel senso di restituire sotto forma di impegno nel sociale, nell'ambiente, in svariate iniziative che portiamo avanti con convinzione. Le piante messe a dimora sono state offerte da Veneto Agricoltura, che ha collaborato con la Direzione Foreste della Regione Veneto. La messa a dimora delle piante ha coinvolto anche le scuole del territorio e impegnato per 3 anni personale del Consorzio delle Quattro Regole di San Pietro. Abbiamo provveduto a fare il discorso manuale, che è non solo i vari buchetti per mettere le piantine, ma anche sapere dove metterli. Vaia per voi è stato come un 11 settembre? Esagerando, sì, purtroppo Vaia per noi è stato, come dicevo, non dal punto di vista, per fortuna, di danni materiali, di danni a persone, però essendo che noi siamo vissuti là, viviamo là, il bosco fa parte di noi e quindi vedere il nostro, una cosa ferita così, e la devastazione che c'è stata, tanti di noi sono rimasti molto male, per non dire qualcosa di peggio, diciamo. Intanto procedono a ritmo serrato e secondo i tempi stabiliti i lavori di riqualificazione a Longarone Fiere Dolomiti. Cominciati a luglio, gli interventi stanno seguendo il cronoprogramma, termineranno a fine settembre, in tempo per l'avvio della stagione fieristica autunnale il 6-8 ottobre con Dolomiti Oreca, la fiera per l'ospitalità e la ristorazione in montagna con Dolomiti Show. I lavori in corso riguardano tutti i padiglioni, compreso il piano interrato e i locali del piano primo adibiti a sala congressi. Le aziende
aziende incaricate hanno tenuto attivo il cantiere per tutta l'estate e oltre, seguendo gli avanzamenti dei lavori stabiliti. I padiglioni A e B furono i primi ad essere costruiti e costituiscono il nucleo storico del complesso fieristico sorto dopo la catastrofe del Vajont. Risalenti agli anni 70, i due edifici non sono mai stati oggetto di successivi interventi. Il restyling, cominciato a luglio scorso, li riporterà a piena funzionalità, oltre a garantire accessibilità e tecnologie contemporanee. Ad una settimana esatta dall'avvio del nuovo anno scolastico, come era nelle previsioni, sono iniziati i disservizi del trasporto pubblico. La protesta di un nutrito gruppo di famiglie di studenti di Sedico al primo anno delle superiori. Dolomiti Bus non dà il servizio che dice di garantire, dicono. Siamo un nutrito gruppo di famiglie di studenti di Sedico che dall'11 settembre non sono mai riusciti a tornare a casa col pullman della Dolomiti Bus nell'orario dalle 12 alle 13. Inizia così la lettera arrivata oggi in redazione, che rappresenta l'ennesimo disservizio dell'azienda di trasporto pubblico locale in concomitanza con l'avvio del nuovo anno scolastico. Dolomiti Bus non dà il servizio che afferma di garantire, tuonano le famiglie. Noi sappiamo che dovrebbe esserci una corriera che parte dalla stazione a 12:15 e passa per l'ospedale a 12:19, e questa corriera i ragazzi di Sedico non riescono a prenderla in stazione, nemmeno quelli che frequentano il Catullo o le scuole immediatamente lì in centro, perché arrivando a 12:15 la corriera è già partita. O se la sono vista sfilare davanti verso 12:10, oppure proprio sono arrivati che era già andata. E per chi attende davanti alla fermata dell'ospedale, la corriera è sempre passata dritta senza raccogliere i ragazzi. Ad una settimana esatta dall'inizio della scuola, in questo caso poco piacevole e poco rassicurante, i ragazzi, tutti al primo anno delle superiori, non sono mai riusciti a tornare a casa col pullman, tanto che le famiglie, una quindicina della zona di Sedico, si sono dovute organizzare per andare a recuperarli in auto. Oltre il danno, anche la beffa per le famiglie che si sono sobbarcate la spesa dell'abbonamento, più di 300 euro, e dopo aver prodotto carte e moduli si sono ritrovati con i figli per strada. Abbiamo gli abbonamenti in mano, dice Pina Sabatini, ora ci piacerebbe avere anche i mezzi. Siamo rivolti a Dolomiti Bus, al telefono hanno risposto che a loro da orario risulta che quelle corse ci siano, e noi abbiamo ringraziato molto, anche a noi da orario risulta che dovrebbero esserci, ma di fatto non ci sono. Le famiglie si sono rivolte a Dolomiti Bus, ma dallo sportello sono state indirizzate al canale ufficiale, che è il sito attraverso cui presentare reclamo. Non è neanche semplicissimo spiegare una situazione complessa come questa, che c'è sia l'anticipo della partenza dalla stazione, sia la mancata fermata, sia quando da Sedico si va verso Belluno la corriera è talmente affollata da non riuscire a salire, come è successo. Comunque è stato compilato già più volte. Al momento Dolomiti Bus non ha risposto in nessuna forma. La situazione è nota al consigliere provinciale delegato Massimo Bortoluzzi, che è in contatto sia con Dolomiti Bus che con il dirigente scolastico provinciale. Il problema sarebbe di orario, sia quello delle scuole non ancora definitivo che quello del trasporto pubblico. È necessario trovare la quadra, afferma Bortoluzzi, anche con una comunicazione efficace a tutti i livelli. Le nuove capacità tecniche e tecnologiche dell'esercito italiano impegnate a tutela di un'infrastruttura strategica come la diga di Passo Fedaia ai piedi della Marmolada. Questi gli obiettivi al centro dell'esercitazione Stella Alpina, che ha visto impegnati 600 militari provenienti dai reparti altamente specializzati, droni aerei, terrestri e subacquei, elicotteri, mezzi blindati. Le truppe alpini sono entrate in azione per riprendere la diga del Fedaia a cavallo tra le province di Belluno e di Trento, finita in mano avversaria, riconquistandola e mettendola in sicurezza. Una simulazione sul campo che ha centrato gli obiettivi, ha commentato il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha assistito alle operazioni assieme ai massimi vertici del governo, dell'esercito e della provincia di Trento. Lo scenario è quello della grande guerra, la sinergia istituzionale, quella garantita a seguito della tragedia nel luglio del 2022, che anche nell'occasione dell'esercitazione Stella Alpina è stata ricordata con una commemorazione ufficiale. Con queste immagini noi ci fermiamo, grazie per essere stati in nostra compagnia, dopo di noi come sempre c'è il meteo. Arrivederci.